La terza corsa propone un miglio per soggetti di categoria F, ritirati Zola Francis e Brigitte, restano in 8. Numero 2 All About B, 3 Patrick S, 4 Rogero P, 5 Valentiniano, in seconda linea 7 Twitter di Casei, 8 Diva A, 9 Ritz B, 10 Buongiorno Dipa. Favori nettissimi per All About B, numero 2 Michele Bechis. Allo stacco è veloce Rogero P che conquista in breve il comando, superando All About B che si sistema subito in seconda posizione, mentre più indietro vediamo all'esterno Patrick S che non ha trovato posto alla corda, infilato all'interno da Twitter di Casei. 200 iniziali completati in 15,2 da parte di Rogero P che è in schiena All About B, percorsi esterne Patrick AS, poi Twitter di Casei, posizioni invariate dopo 400 metri di gara, andatura tutto sommato discreta, 37 per i primi 400 di gara. Esce a questo punto l'About B e va su Rogero P, mentre guadagna una posizione lungo la corda Twitter di Casei, seguito da Ritz B, 600 iniziali completati in 46,2. All About B torna sotto, Rogero P che completa il giro iniziale nell'ordine del 1 minuto e 5 decimi con un parziale ora in 14,3 comunque davanti alle tribune. I primi due prendono un po' di vantaggio su Twitter di Casei e si arriva così al completamento del chilometro in 1:15,8. Roger in vantaggio, seconda posizione per All About B, poi Twitter di Casei, nessuno riesce a farsi luce perché il ritmo è sempre piuttosto sollecito. A 400 dalla conclusione All About B riaccosta Rogero P, accenna a spostare al largo. Intanto tenta di farsi luce anche Buongiorno Dipa dalla quarta posizione, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo. All About B insiste su Rogero P, sembra poterne aver ragione all'ingresso in retta d'arrivo. È passato All About B, deve difendersi però dall'affondo interno di Twitter di Casei e al largo di Buongiorno Dipa, ma vince ancora All About B su Buongiorno Dipa che finisce comunque molto vicino, e al terzo posto è Twitter di Casei, 1:15,5, 34 a chiudere il ritorno alla vittoria per All About B dopo un periodo piuttosto negativo. All About B vince di misura, ma comunque torna alla vittoria con in sediolo Michele Bechis.